Siamo con Giacomo Pessa, che è il coordinatore per Confesercenti di questo progetto per ravvivare il centro storico di Montagnana. Allora, ci spiega un attimino che cosa state facendo di bello a Montagnana? Tante cose come punto di partenza. È un progetto ambizioso denominato Montagnana Centro, che vuole in qualche modo ravvivare le attività commerciali e artigianali che operano a Montagnana. È stato scelto Montagnana come progetto pilota, ma poi si vuole un po' estendere in tutta la provincia di Padova. Cosa vogliamo fare? Vogliamo avviare un percorso di medio e lungo termine che porti ad un coordinamento unitario delle attività commerciali che operano appunto a Montagnana. Perché abbiamo visto che con eventi spot, con iniziative estemporanee non si risolvono i veri problemi che gli imprenditori di Montagnana hanno. Quindi avviare un percorso di medio e lungo termine con alcune azioni molto importanti, la formazione, la consulenza, avviare i percorsi di gestione della clientela, per esempio, ci sembravano delle azioni concrete che andavano a migliorare e comunque a sviluppare un territorio che è il territorio di Montagnana. Molto spesso c'è questa contrapposizione tra centro commerciale e centro storico. Il vostro progetto come si pone in quest'ottica? Beh, nessuna contrapposizione, perché il consumatore è libero di scegliere dove andare. Diciamo che quello che noi vogliamo fare con questo progetto è dare un'alternativa valida, un'alternativa che non si metta in contrapposizione con un centro commerciale, ma che dia delle opzioni, diciamo, più qualificate e diverse rispetto al centro commerciale. Quindi concretamente il vostro progetto cosa farà? Quindi non eventi estemporanei al centro storico per ravvivarlo, non domeniche aperte, ma che cosa? Diciamo non solo le cose che hai detto tu. Vuole diciamo investire negli imprenditori che operano a Montagnana, investire nel senso arricchirli professionalmente e aggiornarli periodicamente di tutto quello che succede al di fuori delle loro attività è già un punto di partenza. Spesso vediamo che gli operatori sono occupati 365 giorni all'anno ormai all'interno del proprio negozio, non conoscendo magari tutte le possibilità che esternamente il mondo offre. Già questo passo, diciamo che per noi è un punto di partenza. Quindi come punto di partenza la formazione, per poi passare a un coordinamento tra di loro. Un coordinamento che sempre di più deve essere un coordinamento unitario che rafforza il potere che le attività commerciali possono avere rispetto ad altri centri, come si diceva prima, centri organizzati quali i centri commerciali.